coronavirus, sale il tasso di potenzialità di contagi in Veneto. Zaia furioso parla di comportamenti irresponsabili, annuncia per lunedì una nuova ordinanza con inasprimento delle regole. E a Conegliano lo sfogo del sindaco Fabio Chies sul mancato rispetto delle regole anticontagio, nel mirino soprattutto le località balneari. Dopo 22 anni la svolta nell'omicidio di Elisea Marcon e della figlia Cristina, il DNA sui loro vestiti corrisponde a quello di un uomo morto in carcere qualche giorno fa. L'8 luglio il nuovo accertamento del RIS di Parma. Un fondo di sostegno in particolare a quel 40% in più di inquilini morosi causa coronavirus, la risposta del comune di Treviso all'allarme sfratti lanciato ieri dal Sunia. Scuola caccia di spazi per settembre, la diocesi di Treviso pronta a mettere a disposizione le aule del seminario vescovile fino a qualche anno fa occupate dallo UAV. A Santa Lucia di Piave un paese intero si mobilita per cercare nonna Dota Ninca, 83enne scomparsa da giovedì dopo essere uscita di casa. Si trova a Treviso il centro veneto di addestramento dei vigili del fuoco, stamane il giuramento dell'86esimo corso con 21 nuovi pompieri e prima uscita pubblica del nuovo comandante. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana dunque dei nostri telegiornali torna a vedere di prepotenza il coronavirus in primo piano perché il tasso di potenzialità di contagio in Veneto è salito anche con una certa consistenza e dunque il governatore Zaia oggi particolarmente furioso ha denunciato comportamenti irresponsabili, l'ultimo è il caso del focolaio di Vicenza ma non solo, e chiede al governo un inasprimento delle pene e la possibilità anche del ricovero coatto e soprattutto lunedì una nuova ordinanza. Da rischio basso a rischio elevato, ma io avrei scritto elevatissimo, perché se continuiamo ad andare in giro senza l'uso della mascherina negli assembramenti, continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un'invenzione delle big pharma, dei marziani o delle astronavi, è inevitabile che poi vengano fuori ste robe. In Veneto il cosiddetto indice R-Conti, che descrive il tasso di potenziale contagiosità del coronavirus, è passato da 0,43 a 1,63. Significa da rischio basso a rischio elevato. Zaia ha annunciato per la prossima settimana una nuova ordinanza restrittiva per inasprire le regole sulla prevenzione del contagio del Covid. Il presidente del Veneto ha ricostruito la vicenda legata al ritorno di un imprenditore dalla Serbia che ha determinato 5 nuovi positivi, 3 a Vicenza, 1 a Padova e 1 a Verona e 89 isolamenti, 52 a Vicenza e 37 a Verona. Il 25 giugno l'uomo accusa febbre alta, malessere generale e inappetenza. Il 26 e il 27 ha avuto diversi contatti in ambito lavorativo e extralavorativo, festa privata, partecipazione a un funerale, frequentazione in paese, eccetera. Il 28 ha il tampone positivo, viene ricoverato il 1 di luglio, dopo insistenza da parte dei nostri SISP, del sindaco, eccetera, e ora è in rianimazione. Ci ha dato una lista di contatti avuti tra il 23 e il 28 sera e la sera del 30. Vuol dire che anche col tampone positivo ci ha dato contatti avuti anche post tampone. Un secondo caso di positività è emerso il 30 giugno per uno degli altri occupanti dell'auto andata in Serbia, il terzo e il quarto il 1 luglio, e il secondo caso per un occupante dell'auto non dichiarato. Un'ulteriore paziente si è poi presentata al pronto soccorso il 29 giugno dichiarando di aver avuto contatti con il paziente zero. Qui siamo davanti a persone che sapevano di qualcuno dall'altra parte in un altro paese che era diventato positivo, di un altro che è sintomatico, poi gli trovano anche la positività e si rifiuta di farsi ricoverare finché lo vanno a prendere a casa dopo 3 giorni, 2 giorni, quello che è, dal 28 si arriva al 1 di coso. Nel frattempo vanno a feste, funerali e altre robe. Poi c'è una signora che dice di aver avuto il Covid dal caso zero, ma dice che non dice chi sono gli altri contatti che ha. Cioè voi capite che così non ne veniamo fuori. Ma non c'è solo questo. Negli ultimi giorni, ha concluso il governatore, ci sono stati assembramenti e comportamenti sconsiderati di troppe persone. E noi intanto lunedì presentiamo un'ordinanza, vi anticipo già, per inasprire tutto quello che sono le regole. Però abbiamo le armi spuntate, no? Perché non riusciamo, cioè se fosse per me prevederei la carcerazione, potete scriverlo senza problemi. Cioè non esiste che un positivo vada in giro, cioè a prescindere, avete capito?
Le durissime parole del governatore Zaia, sentiremo fra poco anche lo sfogo di un primo cittadino. Prima però diamo un'occhiata alla tabella, diciamo, dell'ultimo bollettino serale, diciamo, dell'azienda Zero, che parla di +2 positivi, erano 4 questa mattina, +2 positivi, 0 nella provincia di Treviso, erano 3 questa mattina nel bollettino, diciamo, che parlava dei dati della notte. 387 i casi attualmente positivi, 737 in isolamento domiciliare, 169 i ricoverati in area non critica, 9 quelli in terapia intensiva, ma come sappiamo sono negativizzati, 0 le vittime delle ultime ore. Preoccupano però i focolai, sono questi a preoccupare, e quell'indice di contagio salito abbastanza vertiginosamente nelle ultime settimane. E proprio di questi giorni era anche lo sfogo del sindaco di Conegliano Fabio Chies proprio sulla mancata osservazione delle regole anti-contagio. Nel mirino del sindaco c'erano soprattutto le località balneari. Non riesco a capire perché noi dobbiamo spendere oltre 150.000 euro più dell'anno scorso per mantenere i prezzi calmierati all'interno dei centri estivi, e poi vedo che ci sono località all'interno delle quali non si rispetta alcuna norma. Penso che le norme, quando ci sono, debbano essere rispettate, ma da tutti, altrimenti togliamo le norme. Ce l'ha con le località balneari il sindaco di Conegliano, non tanto con le spiagge, ma con chi le frequenta, in particolare con qualche suo collega che non fa rispettare le regole anticontagio pur di avere più bagnanti possibili tra mare, sabbia e ovviamente chioschi e negozi. 2 pesi, 2 misure, secondo il sindaco della città del Cima, che con fatica cerca di mediare tra le richieste legittime di rilancio del commercio e le regole indispensabili anticontagio. C'è assolutamente una distonia in tutto questo, e soprattutto ricordo che sono i soldi dei nostri cittadini, per cui i soldi vanno spesi bene, perché sono pochi oggi e saranno ancora meno a settembre. Cerchiamo di spenderli nel modo giusto per preservare la salute, ma per far divertire anche i nostri ragazzi. Ma Chies va oltre, se la prende anche con il calcio, mettendo a confronto le partite dei grandi con gli allenamenti dei suoi piccoli giocatori di Conegliano. I ragazzini in gruppi da 7 che palleggiavano ognuno col proprio pallone senza poter giocare tra di loro, e poi vediamo le partite in Serie A. Questo è un paese all'interno del quale bisogna assolutamente riflettere. Sindaco che, avendo vissuto l'esperienza coronavirus, è inflessibile sulle regole da far rispettare nella sua città. L'ordinanza l'abbiamo già fatta, riteniamo che i locali debbano chiudere all'1 e si vietano comunque gli assembramenti di persone che non hanno motivo di stare nello stesso posto tutti assieme. Come sta rispondendo la città a queste, norme abbastanza restrittive? Sta rispondendo molto bene, chi non ha niente da nascondere non ha paura delle norme, ha paura delle norme che è qualcosa da delinquere. E allora i trevigiani intanto di fronte a questi nuovi focolai si dividono tra legittima preoccupazione ma anche un moderato ottimismo nella sanità veneta. Sentiamoli. Certo che preoccupa, ci sono attorno gente che è meno prudente. Ecco. Si tende a rispettare poco le regole, sì. E questo è un problema. Se la tendenza è quella di non rispettare le regole, probabilmente si ritornerà a quello che è successo qualche mese fa. Vedremo alla lunga poi i risultati del nostro essere un po' disattenti nell'uso delle mascherine oppure dei geli igienizzanti. Abbiamo gestito bene gli altri, gestiremo anche questo. Mi auguro che tutta questa esperienza finora ci abbia un attimino insegnato a gestire un po' meglio appunto questa emergenza, e confido anche nei livelli sanitari del Veneto. Si approfitta di uscire. Si approfitta troppo e quindi è un po' il rischio continuo più di prima. Ecco. Sicuramente le persone tendono a non mettere la mascherina, a non rispettare le regole. Cioè, va bene stare vicini, siamo stati chiusi parecchi mesi e va bene, la mancanza fisica e la volontà di uscire c'è, però bisognerebbe stare un po' accorti, ecco. Non per noi, magari che siamo più giovani, ma per quelli più deboli sicuramente. La conferma anche di questa preoccupazione viene dal monitoraggio Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, che dice come l'Emilia Romagna, il Veneto e il Lazio
sono le 3 regioni attualmente con un indice RT, cioè l'indice di potenzialità del contagio, lo ha specificato il nostro Filippo Fois nel servizio, maggiore di 1 secondo questo monitoraggio. Ad esempio, tanto per capirci, il valore della Lombardia è sceso a 0,89. Le 3 regioni con RT sopra 1 sono Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Chiudiamo la pagina Covid, adesso la cronaca, ci torneremo a parlare di Covid ma con le conseguenze del post-Covid, sperando che poi sarà veramente un post-Covid, un cosiddetto cold case, lo chiamano, si dice in gergo investigativo, un caso freddo, un caso irrisolto 22 anni fa, un omicidio terribile di madre e figlia a Rosolina Mare, ma le vittime di paese, e una svolta con il DNA trovato sui loro vestiti che corrisponde a quello di un uomo morto in carcere qualche giorno fa. Un nuovo esame importante arriverà l'8 di luglio, intanto c'è questa svolta, dicevamo un caso di 22 anni fa e le telecamere di Antena 3 c'erano. Era il 1998 quando la bara di Elisea Marcon varcava la soglia della chiesa di paese per l'ultimo saluto. Poco dopo moriva in ospedale anche la figlia adottiva Cristina De Carli, entrambe trucidate a colpi di spranga a Rosolina Mare, un duplice delitto mai risolto, fino alla svolta clamorosa di questi giorni, dopo ben 22 anni. Una nuova pista potrebbe portare ad un nome ed un cognome dell'assassino delle 2 donne, anche se le persone coinvolte potrebbero essere almeno 3. Elisea e Cristina furono trovate barbaramente uccise nel chiosco dove lavoravano. Le immagini di allora, l'arrivo dei carabinieri, le indagini. Si pensò ad una rapina, in cassa mancavano 300 euro, allora 600.000 lire. Si trattò di un fatto gravissimo perché furono barbaramente uccise con tantissimi colpi di spranga e furono trovate in un contesto veramente dove la scena era apocalittica. La svolta, il DNA di Gaetano Tripodi, un camionista morto in carcere a Forlì dove era condannato all'ergastolo per la decapitazione della moglie avvenuto nel 2006, è il medesimo trovato sui vestiti di madre e figlia di paese. Quando l'uomo è morto, l'inserimento del DNA nella banca dati della Direzione Generale della Polizia Criminale, che immediatamente ha evidenziato come i reperti genetici dell'uomo fossero comparabili agli stessi trovati sui vestiti delle 2 trevigiane. L'incrocio ha determinato evidentemente una spia di allarme all'interno di questa banca dati e c'è stata questa coincidenza e corrispondenza di DNA. Per questo delitto sono indagati anche 2 cittadini della Repubblica Ceca accusati del reato di omicidio aggravato dai futili motivi e rapina, entrambi fuggiti. Sì, si conoscono l'identità di questi e anche gli indirizzi di residenza, bisogna capire se il loro DNA era presente nei luoghi del crimine e capire quelli che sono i vari ruoli che hanno avuto queste persone. I prossimi passi saranno decisivi per dare giustizia ad Elisea e Cristina. L'8 luglio ci sarà un ulteriore accertamento da parte del RIS di Parma, penso sia conclusivo di questa fase di indagini, di accertamenti irripetibili, e poi si capirà meglio il quadro della situazione. La famiglia chiede giustizia. Torniamo a parlare di coronavirus, gli effetti del coronavirus anche sulla questione casa. Dopo la denuncia ai nostri microfoni del Sunia sull'allarme sfratti e ovviamente inevitabile aumento di chi non riuscirà a pagare l'affitto, abbiamo girato la questione al sindaco di Treviso e sentite qual è la sua risposta. Creeremo un fondo a sostegno appunto degli affitti, perché è uno dei capitoli di spesa che maggiormente è andato in sofferenza. E questa è la risposta del Comune di Treviso per i cittadini che non riescono più a pagare l'affitto di casa. Un fondo di sostegno in particolare a quel 40% in più di inquilini morosi causa coronavirus. Che ci sia una difficoltà evidente dovuta a questa emergenza sanitaria e quindi anche alla carenza di lavoro e a questo stop forzato del lavoro dipendente è evidente. Noi come Comune non staremo a guardare, ovviamente abbiamo fatto già una serie di incontri dove questo problema è stato evidenziato. Sono soprattutto giovani precari che hanno cercato l'indipendenza familiare e famiglie monoreddito ad essere maggiormente penalizzate.
Per molte è pesato il ritardo sulla corresponsione della cassa integrazione, che ha innescato in molti casi anche delle lettere di sfratto per morosità. Un disagio che rischia di diffondersi soprattutto nei quartieri popolari, con un probabile aumento delle tensioni sociali. E a tal proposito il sindaco avrebbe già contattato il presidente dell'Ater, Luca Barattin, per verificare ogni possibile agevolazione per gli affitti popolari, sostenuta anche in questo caso dalle casse comunali. Per questo Conte ha già incaricato l'assessore Christian Schiavon di trovare le risorse tra le pieghe del bilancio, anche a costo di fermare qualche altro progetto. Stanzieremo una cifra, adesso ci incontreremo anche con l'assessore al bilancio proprio per far fronte a questa nuova emergenza che entra nell'ambito del sociale. Un altro tema legato al coronavirus è quello delle scuole che vanno a caccia di spazi per settembre. In aiuto della provincia e della città viene la diocesi di Treviso. Noi diamo la massima disponibilità per l'utilizzo di questi ambienti. Abbiamo ricevuto alcune richieste, ci sono scuole paritarie e anche scuole pubbliche che hanno indagato presso di noi per poter svolgere le lezioni. La diocesi di Treviso in soccorso alle scuole in sofferenza spazi determinati dalle nuove regole anticontagio, che potrebbero trovare risposta in queste aule per diversi anni, sede della filiale trevigiana dell'Università di Architettura. Una disponibilità nata dai contatti tra diocesi e soprattutto provincia di Treviso, in capo alla quale c'è in particolare la gestione delle scuole superiori, ma si guarda anche agli spazi dell'ex Turazza, sempre a ridosso del seminario, oltre all'edificio di via San Pelaio, un tempo sede del provveditorato. Ma è soprattutto agli edifici della diocesi che va il maggiore interesse, e non solo per le scuole del territorio comunale di Treviso. Credo sia nostro dovere in questa situazione di grande emergenza, e sapendo che i ragazzi minorenni in modo particolare hanno avuto anche un certo numero di difficoltà nel seguire le lezioni scolastiche a casa, online, riteniamo sia davvero doveroso da parte nostra dare la possibilità di fare le lezioni in presenza, assicurando quindi ai ragazzi una socialità di cui hanno tanto bisogno, e nello stesso tempo avere un'attività scolastica che si svolga secondo le modalità ordinarie. Per questo, oltre al seminario, dalla diocesi potrebbe arrivare anche la disponibilità per strutture parrocchiali, come ad esempio gli oratori. Dialogo aperto quindi, ma grande incertezza sulle regole definitive per il prossimo anno scolastico. Naturalmente siamo in attesa di capire l'evoluzione delle richieste, perché anche le attività accademiche e quelle scolastiche sono un po' in difficoltà nel comprendere quali sono le normative che sono da attuare concretamente. Appena ci sarà qualche chiarimento in più, credo che saremo ulteriormente contattati per avere degli spazi nei quali poter fare le lezioni per i ragazzi delle elementari, delle medie o delle superiori. Adesso a Santa Lucia di Piave, dove continuano le ricerche di Dota Ninca, 83enne, uscita di casa ieri pomeriggio per una passeggiata e probabilmente a causa dell'età avanzata non è più riuscita a trovare la via di casa, passando fuori tutta la notte appena trascorsa. Tutto il paese si è mobilitato nelle ricerche in queste ore, ovviamente in campo i carabinieri, la protezione civile e i vigili del fuoco, un paese appunto intero che si mobilita. Sono ore di angoscia per la signora. Chi ha visto ovviamente questa signora Dota Ninca di 83 anni è pregato di informare dunque i carabinieri per subito dare un allarme. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora a Treviso. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo allora dalla cerimonia che si è tenuta questa mattina alla caserma provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, con 21 allievi che hanno per la prima volta giurato fedeltà alla Repubblica Italiana, non a Roma ma proprio nella sede di addestramento a Treviso. Con questo giuramento 21 allievi e allieve dell'86esimo corso nazionale sono diventati Vigili del Fuoco.
Un giuramento digitale con la caserma provinciale di Treviso in collegamento con gli altri centri di formazione del resto d'Italia. È stata la prima volta di un giuramento diffuso alla presenza del Ministro dell'Interno fisicamente alle Capannelle di Roma e del prefetto di Treviso nella sede di via Santa Barbara con le altre autorità locali. Era una cerimonia di necessità ma molto toccante e che direi molto sentita, anche se i ragazzi ovviamente non avevano l'affetto dei familiari come sarebbe stato se avessero giurato a Roma. Contrariamente agli altri centri, a Treviso non ci sono state allieve. Per questo il prefetto spera presto anche in Veneto in una maggiore presenza femminile. È un destino ormai segnato, anche qui ce ne saranno sempre di più come è avvenuto in altre professioni. Sugli spalti a sostenere i nuovi arrivi anche i veterani e qualche neopensionato che ha passato il testimone come Sergio Zambon per quasi 40 anni tra acqua e fuoco. Un riconoscimento importante per la sede provinciale dei Vigili del Fuoco, dove si sono addestrati gli allievi provenienti da tutto il Veneto. Federico Talato. Da dove? Da Piove di Sacco in provincia di Padova. Perché hai scelto di fare il pompiere? Perché ho scelto di fare il pompiere? Perché l'ho sentito dentro. Anni? 32. Andrea Nonnato. Da dove? Cavarzere, provincia di Venezia. Perché hai scelto di fare il pompiere? Ma l'occasione per poter essere d'aiuto. E aiutare gli altri credo sia una cosa che fa parte un po' di tutti noi e con i Vigili del Fuoco c'è questa possibilità. Senti, ma non ha un po' paura, no? Ah sì, certo, ma questo forse ci aiuta comunque ad affrontare meglio e più in sicurezza quello che cerchiamo di fare tutti i giorni. L'istruttore è quello col casco rosso, buongiorno. Senta, com'è qua la squadra? È un bel gruppo e come posso testimoniare di persona, questi ragazzi credono nel Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco e credono in questa divisa, sono fieri di loro. Cerimonia del giuramento che è stata anche la prima uscita ufficiale per l'ingegnere Giampiero Rizzo, dal 29 di giugno nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Allora sentiamo le sue prime parole. Bentornato al nord dopo Torino. Sì, infatti di ritorno dopo ormai 15 anni, un'esperienza in piemontese che è stata un'esperienza molto formativa. È la prima uscita ufficiale del nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Giampiero Rizzo, ingegnere, cosentino, 56 anni, da 26 nel Corpo Nazionale dei Pompieri con prima nomina a Torino. Con una specializzazione nello studio dei terremoti arriva nel Veneto dopo diverse esperienze nel sud Italia. Un incarico assunto da appena 4 giorni, ma che sono già bastati a fargli dire. È una terra che ha dei rischi e delle potenzialità diverse rispetto alle esperienze che ho fatto fino a questo momento, però mi sento pronto di poter affrontare questa nuova avventura. Pochi giorni di comando ma sufficienti per un primo giudizio anche su uomini e mezzi. I miei vigili hanno un bagaglio culturale, un bagaglio di esperienze molto elevato. Ho avuto modo di apprezzarle in diverse riunioni che ho fatto col personale e tutte le specialità tipiche dei Vigili del Fuoco sono a un livello molto elevato e quindi sono fiducioso sui tempi di intervento e sulle modalità di intervento, soprattutto sull'efficacia degli interventi dei miei vigili in ogni aspetto di nostra competenza. Attenzione al rischio sismico, ma anche agli incendi, che qui vedono un importante nucleo di polizia giudiziaria per le indagini, pari a diversi comandi del Sud Italia. Infine il neocomandante presterà particolare attenzione alla prevenzione da frane e alluvioni, contando sull'esperienza in campo dei suoi pompieri. Perché anche lì in Calabria o comunque nei comandi in cui sono stati, questa è una costante. L'Italia è di per sé un rischio idrogeologico, qui più idrico che geologico, però voglio dire anche su quell'aspetto conto sulle esperienze dei miei vigili che da quello che mi raccontano sono abbastanza forti. Adesso un nuovo fronte sulla guerra del Prosecco che continua a dilagare tra le colline del Superiore, tra Conegliano e Valdobbiadene. Presa di mira la Proloco di Col San Martino, che aveva annunciato nei giorni scorsi di voler mantenere l'edizione 2020 della mostra del Prosecco. Oggi al presidente Luciano Stivale è arrivata, la vedete nelle immagini, la diffida formale da parte del coordinatore Giovanni Follador dell'utilizzo del marchio Primavera del Prosecco, a cui la manifestazione da sempre è legata. Decisamente amareggiato il presidente Stivale, considerando gli sforzi che sta portando avanti per organizzare l'evento nel rispetto delle regole anticontagio, soprattutto con l'obiettivo di risollevare un comparto e un territorio penalizzato dal coronavirus. Da parte dell'associazione la diffida è in relazione a questo scatto in avanti di Col San Martino rispetto alle altre Proloco che hanno deciso di convergere invece alla promozione dell'unico evento di qualche settimana fa.
Adesso parliamo del tempo, l'instabilità di questi giorni durerà ancora qualche ora, ma da domani arriva il definitivo sereno, perché il brutto tempo si sposta verso il sud e così continuerà anche nei prossimi giorni. Lo ribadisce, lo conferma il generale Iannicelli nel consueto appuntamento con le previsioni meteo del venerdì. Decisamente sta rimontando un campo di alte pressioni, un anticiclone che garantirà un po' su tutte le nostre zone un periodo abbastanza lungo di tempo stabile. Tuttavia nelle prossime ore c'è un moderato afflusso di aria umida che confluisce e quindi potrà dare ancora qualche effetto di instabilità, qualche temporale per intenderci. Però poi abbiamo, come dicevamo, un fine settimana all'insegna del sole, quindi sabato e domenica cielo in prevalenza sereno, naturalmente nel pomeriggio il forte caldo potrà dar vita anche a qualche cumulo più imponente, ma senza nessun effetto, se no isolatamente a ridosso dei rilievi. Un bel tempo che continuerà per tutta la prossima settimana ed oltre, siamo in piena estate, anche se martedì è prevista una pausa di cielo più nuvoloso, ma senza grandi effetti. I venti saranno deboli, come potete ben immaginare con questa situazione, di direzione variabile e un po' di ventilazione sulle coste, ma non molto forte. Per quanto riguarda le temperature si manterranno le minime intorno ai 20 gradi, le massime non dovrebbero crescere oltre i 30 gradi, quindi sono abbastanza accettabili. L'alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare dei mondiali di sci di Cortina 2021. Di ieri abbiamo raccontato dell'annuncio, la decisione da parte della FIS di tornare alla data del 2021, dunque è ripartita la macchina organizzativa e c'è un nodo viabilità da sciogliere. Dovevano essere pronti per il 2021, non lo saranno probabilmente neanche per il 2022, forse neanche per il 2023. E questo ovviamente in qualche modo dispiace. Fosse stata accolta la proposta della FISI di spostare i mondiali di sci al 2022, l'iter delle opere previste per il miglioramento della 51 di Alemagna, con le 4 varianti di Tai, Valle di Cadore, San Vito e Cortina, strategiche per i mondiali e ancor di più per le Olimpiadi invernali, non ne avrebbe beneficiato. È questo il cruccio più grande del sindaco di Cortina, che parla di un vero e proprio cortocircuito. Questo è ovviamente una problematica legata più in generale, secondo il mio punto di vista, al paese Italia e nello specifico a queste procedure che veramente sono diventate veramente un problema vero, problema nazionale. Nello specifico, ovviamente io guardo il mio territorio, ovviamente non c'è stata un rispetto di quelle che erano poi le linee programmatiche che ci eravamo dati. Ritardi stigmatizzati anche dalla numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti. Sulla dotazione infrastrutturale di questo territorio, dice Lorraine Berton, ci giochiamo sia la buona riuscita dei grandi eventi che la permanenza delle persone e delle imprese nella nostra montagna. Ci sono stati dei tempi lunghissimi per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, oltre i 3 anni per avere un parere, manca ancora il decreto, manca ancora il progetto esecutivo, quindi probabilmente vedremo l'inizio lavori solo a fine 2021. Diversa la situazione relativa alle infrastrutture sportive che sono in fase di rifinitura. Cortina ha una grande capacità organizzativa, il problema legato alla viabilità non pregiudicherà il risultato dell'evento, dice il sindaco. La palla passa a Roma. Si rafforza l'impegno della Prefettura di Belluno nella prevenzione delle ingerenze illecite nell'economia legale. Stamane è stata sottoscritta con ULSS Dolomiti una intesa proprio per la legalità. L'accordo ha come obiettivo quello di realizzare un'efficace barriera alle possibili attenzioni delle consorterie criminali in un settore, quello della sanità, in cui nei prossimi anni, a seguito dell'emergenza coronavirus, maggiori saranno gli investimenti pubblici. Attraverso l'intesa viene rafforzato il sistema di cautele previste dall'ordinamento antimafia, garantendo comunque la celere realizzazione degli interventi. Quello della provincia di Belluno, spiega la prefetto Cogode, è un territorio e un tessuto economico sano. L'accordo raggiunto d'intesa con il direttore generale dell'ULSS rappresenta il primo passo di un più vasto progetto di prevenzione che coinvolgerà anche i comuni e le associazioni di categoria. La politica adesso, con la marcia innestata e avanti tutta, è la marcia innestata dalla Lega, che a Belluno sostituisce in corsa Maria Filippin, che si è dimessa da consigliera comunale.
lancia la 2 giorni di gazebo nei principali centri della provincia e poi si prepara anche a sostenere i comuni che andranno alle elezioni a settembre. Ci sono impegni privati e quindi ho pensato di lasciare il posto in maniera molto serena, comunicandolo ovviamente anzitempo a chi doveva saperlo. Nessuno screzio, nessun fulmine a ciel sereno. Maria Filippin lascia il suo posto da consigliera a Palazzo Rosso con serenità. Nei suoi confronti sono arrivate attestazioni di stima per il lavoro fatto, l'ultimo, in ordine di tempo, la guida della commissione speciale per il Nevegal. Sono sicura di essermi impegnata, spero che il mio impegno si sia visto e che possa dare i suoi frutti, magari non nell'immediato, però tra qualche mese o comunque entro la fine della consigliatura. Al suo posto siederà Marzio Sovilla, che stamattina è stato presentato con tutti gli onori dai vertici provinciali del Carroccio, del senatore Paolo Saviane. Sovilla è docente di costruzioni e topografia, lo sport, il calcio particolarmente, il suo secondo lavoro. Sicuramente entrare a partita iniziata non è mai semplice, ma è altrettanto stimolante per cercare di entrare appunto subito nel vivo del gioco, per capire quali sono le regole del gioco stesso e cercare di dare il proprio contributo. Ed è una Lega che riparte con la marcia innestata. Il turnover, dice il commissario provinciale Franco Gidoni, dà la possibilità di far crescere il partito che già sta lavorando per il rinnovo nel 2022. Intanto è partita la campagna per il tesseramento e la raccolta firme per la legge sull'immigrazione, il blocco delle cartelle esattoriali, i vitalizi. Luogo simbolo dell'incontro con i simpatizzanti gazebo che domani e domenica saranno nei principali centri della provincia. È la nostra forza, cioè il gazebo fin dai tempi di Bossi è stato il nostro biglietto da visita, insomma poi magari molti ci hanno anche copiato, è un modo per essere vicini alla gente. Riavviato il cantiere a Palazzo Crepadona che diverrà sede della nuova Mediateca delle Dolomiti. Stamattina sopralluogo con alcuni esponenti della Giunta. Tolto il cubo di botta, si lavora nella corte di Palazzo Crepadona. Gli scavi stanno disvelando pezzi importanti del passato della città splendente, racchiusi in uno scrigno risalente al 1500. L'intervento di recupero avviato lo scorso ottobre, sospeso causa Covid, e si svolge sotto il controllo della sovrintendenza. Rivediamo le mura, rivediamo il cielo e rivediamo finalmente qualcosa che erano 2000 anni che non si vedeva, cioè alcuni pezzi della città romana che stanno riemergendo in questa occasione. Un tassello nuovo si aggiunge a quelli emersi negli anni 80-90, quando gli interventi di metanizzazione riportarono alla luce elementi che hanno consentito di ridisegnare la città romana. Questo sarà un pezzo in più e ci sta dicendo qualcosa su alcune case della Belluno di quegli anni dell'età imperiale, che è quella che sostanzialmente fa diventare Belluno già quella volta una città militare, come è stata poi negli ultimi 200 anni, nel tentativo vano di fermare le avanzate barbariche. Il cortile interno di Palazzo Crepadona torna di nuovo a cielo aperto, ma sarà protetto da una copertura in vetro che renderà fruibile il chiostro anche in condizioni climatiche avverse. Questa attività è prodromica alla realizzazione della copertura del chiostro, quindi andremo a donare alla città uno spazio pubblico coperto aggiuntivo rispetto agli spazi di questa nuova biblioteca, o meglio di questa nuova mediateca, cosa importante che porterà all'utilizzo pubblico di tutte le ali che un tempo erano destinate invece a sale per esposizioni. Il cantiere della Crepadona rientra nel piano della rigenerazione urbana e l'importo dei lavori è di 2.120.000 euro. In chiusura vi ricordo il riferimento, il numero per girare i vostri video dei bimbi in TV, insomma le giornate viste con gli occhi dei vostri piccoli, 351 175 5340. Ed è tutto davvero, vi lascio al meteo, poi con Daniela Sizia l'ultima parte della nostra edizione straordinaria di oggi. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Il ciclone si sposta verso sud e lascia spazio al bel tempo, ma vediamo il dettaglio di sabato 4 luglio. Sul Veneto al mattino non si escludono residui ed occasionali piovaschi sulle pianure. A partire dal pomeriggio avremo invece un deciso miglioramento, con tanto sole vedete su tutti i settori e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 22 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, anche qui le condizioni saranno via via più stabili con ampio soleggiamento un po' su tutte le province. Temperature minime tra i 19 e i 21 gradi, massime sui 28-29 all'incirca.
Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, mattinata con qualche rovescio anche qui, più sole a partire dal pomeriggio con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 17 gradi, massime sui 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.